Il governatore Nello Musumeci candida la Sicilia sede di produzione dei vaccini. Lo fa con una lettera al ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. È una nostra manifestazione di volontà, persino ardita. Speriamo di avere un riscontro da parte del governo nazionale, dice. Il presidente non si è sbilanciato sul sito in questione, ma nella lettera inviata al ministero avrebbe parlato di una struttura universitaria dotata di camera bianca e bioredattore, che potrebbe essere posta immediatamente a disposizione del sistema produttivo. Un asso nella manica che consentirebbe almeno in parte di superare il problema dell'approvvigionamento dei vaccini. Appena arriveranno le dosi, ha detto Musumeci, attraverso i punti hub che abbiamo allestito in ogni provincia, potremo vaccinare anche 20.000 persone al giorno. Manca solo per la disponibilità delle fiale e le notizie che arrivano da Roma e Bruxelles per ora non sono incoraggianti. E a proposito di piano vaccinale, mentre il governo Draghi prevede in tutta Italia lo stop alle vaccinazioni di categoria, la regione siciliana insiste a voler continuare a vaccinare magistrati, avvocati e netturbini. Il diktat del governo contenuto nel nuovo piano illustrato ieri dal ministro Roberto Speranza alle regioni è chiaro: da ora in poi l'unico criterio sarà quello anagrafico, precedenza ai più anziani e alle persone estremamente vulnerabili, e poi via via si scenderà per fasce di età. Il primo obiettivo è quello di avere regole uguali per tutti, senza differenze tra regioni. Un cambio di strategia, invece, perché non sarà così in Sicilia. L'assessore Razza ha un'altra idea. Continueremo con le categorie che abbiamo già cominciato a chiamare. Permesso accordato, a quanto pare, stando alle dichiarazioni dell'assessore. Nella tarda serata di ieri, però, dalla task force regionale è partita una nota indirizzata a tutte le aziende sanitarie per chiedere di vaccinare coloro che fanno parte delle liste delle categorie essenziali già pervenute utilizzando esclusivamente le dosi giacenti, il che è suonato come un avvertimento. Per ora continuate con ciò che resta dell'ultima fornitura, quando arriverà la nuova si vedrà. È rinviata ad oggi dunque la decisione finale se stoppare anche le categorie già iniziate, non appena esaurite tutte le dosi residue, o continuare fino all'ultimo nome presente sulla lista, utilizzando la seconda fornitura. L'idea è quella di continuare quantomeno con le liste già pervenuti, quindi avvocati, magistrati, nettezza urbana, INPS, mentre l'Ordine dei giornalisti sta lavorando a una lista di iscritti che sarà inviata alla Regione. Ma su questo pesano la nota della task force regionale alle aziende sull'uso esclusivo delle dosi residue.